Si chiama Logistic 360 e da qui sembra ripartire il rilancio degli stabilimenti di Castretta a Villorba, per decenni cuore produttivo del colosso trevigiano Benetton, entrato da tempo in un cono d'ombra. Il gruppo di Ponzano ha infatti siglato un accordo strategico con Poste Italiane per creare un grande polo logistico del settore moda capace di travalicare i confini nazionali. L'obiettivo dichiarato è ambizioso, ovvero sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo nella fase della transizione digitale, in particolare dell'intelligenza artificiale. Nelle intenzioni Castrette è destinato a diventare un hub logistico di primo piano, forte dei suoi 400.000 metri quadrati e di una gestione che può arrivare fino a 30 milioni di capi, 45.000 i colli che possono essere lavorati ogni giorno grazie a impianti automatizzati. Questa è la fotografia di una joint venture che è solo all'inizio, ancora subordinata al parere delle autorità competenti, a partire dal garante per la concorrenza. Del resto in campo c'è Edizione SPA, ovvero la holding della famiglia Benetton. Dettagli ulteriori non ci sono, né operativi né occupazionali. Se da un lato CGIL e Cisle parlano di una potenziale opportunità, dall'altro prevale decisamente la cautela. Noi non esprimiamo al momento alcun giudizio in quanto non conosciamo i contenuti dell'intesa. Abbiamo già calendarizzato per il 5 di maggio un incontro con l'amministratore delegato e quella sarà l'occasione per essere messi a conoscenza sia appunto dei contenuti dell'accordo che del piano industriale che l'azienda intende attuare per tutte le aziende del gruppo Benetton. Piano industriale che non è più rinviabile, rimarcano i sindacati, con quale priorità è presto detto dopo anni difficilissimi. Chiediamo la piena tutela occupazionale. Il 7 di maggio poi incontreremo le lavoratrici e i lavoratori in assemblea e lì decideremo insieme come procedere per garantire ogni singolo posto di lavoro.